dalle emergenze veterinarie per cani e gatti, quello dell'avvelenamento. Noi oggi ci troviamo nella clinica Vet Life di Cosenza insieme al dottor Domenico Cannata. Ecco, qual è il primo intervento in caso di avvelenamento da pupicida, parliamo in questo caso? Sì. Non appena ci accorgiamo o sospettiamo che il nostro animale sia venuto in contatto con un rodenticida, la cosa più importante da fare è avvertire subito il medico veterinario e recarsi presso la struttura più vicina, perché comunque questi veleni vanno ad agire sui fattori della coagulazione e vanno a provocare delle emorragie molto importanti nell'animale. Come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo perché l'animale non sarà più lo stesso di prima, inizierà a non voler giocare, a non voler mangiare. Possiamo accorgerci della presenza di emorragie visibili su tutto il corpo dell'animale, possiamo notare degli scoli nasali sia dal naso che dalla bocca, anche del sangue nelle urine. Una volta che siamo giunti dal nostro veterinario sarà importante un intervento molto tempestivo. Nel caso in cui il tossico sia stato ingerito da poche ore, la cosa primaria da fare è far vomitare l'animale. Se il veleno invece è stato già assorbito completamente, si passa subito al trattamento con l'antidoto, che in questo caso è la vitamina K. E nei casi più gravi abbiamo bisogno anche di trasfusione di sangue. Come verrà diagnosticato questo avvelenamento? Il veterinario, soprattutto la cosa molto importante è che il veterinario raccolga più informazioni possibile sull'animale, quindi il proprietario deve essere bravo a raccontare tutta la storia dell'animale e dopodiché verranno effettuati sia degli esami ematologici che dei test coagulativi che in caso di avvelenamento da rodenticidi appunto saranno allungati, saranno alterati questi esami coagulativi. I tempi sono importanti, Sì. quindi bisogna intervenire il più presto possibile per salvare l'animale, perché può essere anche purtroppo mortale Sì. l'avvelenamento. Sì, questo avvelenamento può essere anche mortale, infatti la prognosi dipende appunto da quanto veleno ha ingerito l'animale, ma soprattutto da quanto tempestivamente si agisce sull'animale. Quindi bisogna stare davvero molto attenti, tra l'altro il proprietario, anzi io parlerei più di amico umano, si accorge se c'è qualcosa che non va in un cane o un gatto, quindi dicevamo che è importante intervenire tempestivamente. Sì, sicuramente il proprietario sarà il primo campanellino d'allarme perché conoscendo bene l'animale si accorge subito che il suo animale domestico non è più lo stesso.